Continuiamo insomma anche a parlare sui generis di economia con Marco Zecchinel, che è presidente mandamentale del veneziano di Confapi Venezia. Ben trovato e grazie, perché c'è un focus da fare, Zecchinel, sul territorio dell'ex provincia in un 2023 iniziato, caratterizzato però ancora da molte incognite. Facciamo una fotografia, Presidente. Assolutamente, le incognite che si presentano sono numerose e chiaramente il conflitto in Ucraina, l'inflazione, l'aumento dei tassi, però possiamo registrare a livello veneto anzitutto una chiusura d'anno con un PIL a più 4,3% che è superiore alla media nazionale. E oltretutto abbiamo dei dati molto positivi che vengono dall'occupazione, quindi chiudiamo il 2022 con addirittura 30.000 posti di lavoro in più rispetto all'anno precedente. Come dicevo, appunto, la chiusura del PIL al 4,3 registra un'economia del Veneto e in particolare la città metropolitana molto legata al turismo, che è tornata su livelli addirittura superiori alla crisi pandemica, e quindi senz'altro dei segnali incoraggianti. Vi soddisfano le ultime manovre del governo Meloni relativamente proprio agli interventi sulle aziende? Allora, diciamo che si registra la volontà di rimettere la questione delle imprese al centro, perché c'è ormai la cognizione che è solo tramite la capacità delle imprese di produrre valore che si riesce a superare una situazione di difficoltà economica come quella che viviamo. Certamente, diciamo, siamo ancora in attesa di provvedimenti strutturali importanti, sia sul fronte diciamo, di avvantaggiare l'impresa che quindi i suoi investimenti, che sul fronte anche delle opportunità e del vantaggio alle imprese nell'assunzione di persone. Diciamo, i provvedimenti devono ancora arrivare, insomma, c'è ancora molto da fare. Ecco, secondo lei si riproporrà uno dei problemi più importanti del 2022, ossia quello della difficoltà di reperire manodopera? Perché non si capisce molto, cioè c'è, non so se è d'accordo con me, una disparità. Pare che ci sia tanta richiesta, ma poi se si parla magari con chi cerca lavoro dice sì, ma però si fa fatica comunque a trovare. Cioè c'è una linea di confine su questo? Allora, diciamo che quello che si definisce con termine tecnico mismatch tra domanda e offerta di lavoro è una delle criticità del sistema produttivo manifatturiero, in particolare del Veneto. È una problematica importante legata al fatto che oggi le produzioni, specie in campo manifatturiero, sono estremamente complesse, necessitano di professionalità importanti e purtroppo il sistema scolastico non garantisce più una formazione tecnica sufficiente. Ricordiamo poi che purtroppo l'Italia ha anche un problema di tipo demografico, quindi una piramide demografica invertita, e quindi mi collego anche al ragionamento che si faceva relativamente ai provvedimenti del governo Meloni. Oggi è in discussione, in questi giorni, insomma il 19 c'è stata un'udienza a cui ha partecipato anche il nostro Presidente nazionale sul tema della riforma delle pensioni. Sono tutti elementi che vanno tenuti conto, perché appunto abbiamo un problema demografico, e quindi per garantire un sistema tanto produttivo quanto poi di previdenza pensionistica efficace sono dei dati di cui dobbiamo tener conto. Telegrafico, proprio 30 secondi, 50.000 assunzioni previste dalle imprese del Veneto. Qui, se si rifà alla domanda di prima, c'è una boccata d'ossigeno. Sì, assolutamente. Gli ordinativi sono importanti, questo perché il sistema veneto delle piccole e medie imprese non ha mai delocalizzato, e soprattutto perché molte produzioni, per l'accorciamento delle filiere dovute a tutti i problemi logistici, in particolare con la Cina, chiaramente ha reso e ha rimpinguato gli ordinativi delle nostre imprese, quindi le prospettive sono importanti. Ovviamente di quei 50.000 che si diceva previsti per l'anno 2023, possiamo stimare che il 40% rimanga vacante, proprio perché mancano le figure specializzate per quel tipo di produzione e necessità. E grazie dunque a Marco Zecchinel.